Blitz vandalico, obiettivo la sede della UIL di Vicenza, imbrattata con vernice rossa. L'attacco viene sferrato durante la notte. Ecco le immagini che documentano come sono state trovate le vetrate degli uffici del sindacato. La UIL del Veneto non si fa intimidire da nessuno e noi vogliamo aprire tutti alla discussione, ma questo non è assolutamente il modo e il metodo per fare le cose. Siamo indignati perché hanno colpito la casa della democrazia, hanno colpito la casa dei lavoratori e delle lavoratrici. Dura condanna di Roberto Toigo, segretario generale della UIL Veneto. Le scritte con vernice rossa e i simboli Novax sono stati immediatamente denunciati. Gli investigatori della questura sono arrivati in via Quasimodo, hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per individuare i responsabili. Sì, ci sono le indagini, questa mattina è intervenuta la polizia, è intervenuta la Digos, ha fatto dei rilievi e sono al vaglio le riprese delle telecamere e quindi insomma speriamo che chi ha compiuto questo gesto paghi le giuste conseguenze. Intanto sono iniziati i lavori di pulizia per rimuovere le scritte. Alle mie spalle vediamo le scritte che questa notte un'ignota ha fatto sulle vetrine del nostro ufficio dei servizi, e se le scritte dicevano traditori, noi ci battiamo del popolo, noi ci battiamo per stipendi più equi, per la sicurezza sul lavoro e perché tutte le persone appunto possano avere una vita dignitosa per il lavoro che fanno in base appunto alle responsabilità che hanno e appunto al lavoro che svolgono.